Buon pomeriggio, buon tardo pomeriggio, benvenuti in diretta su Unica Radio. Guardate chi sono venuti a trovarci, i 32 Roots, Michele Mulas, Alessandro Sedda, Roots Manai e Livan Beats, giusto? E poi andremo a spiegare un po' meglio appunto il perché di questo nome. Come state, ragazzi? Bene. Molto bene, grazie mille di averci ospitato. Grazie a voi qui stasera. di essere venuti. Io di solito il mio rapporto con voi è su Spotify, però oggi invece ho la possibilità di chiacchierare con voi di musica. Sono anche questi i privilegi, insomma, di fare questo mestiere. Parliamo appunto di 32 Roots, una realtà sarda importantissima che sta crescendo sempre maggiormente, dalla quale voi fate parte. Vabbè, invecchiando no, però ci state crescendo dentro. Ci stiamo crescendo dentro. Quindi, è come quando magari da piccoli ci compravano le felpe un po' più grandi. Esatto, e poi durano un po'. Poi quando cresci... chiaro. Quindi siete spesso in giro, viaggiate spesso? Siamo spesso in giro, adesso siamo nelle prime fasi del nuovo tour, insomma una bella stagione si prospetta anche per quest'anno, quindi siamo già molto contenti. Ecco, sono uscite fuori già un po' di date, poi dopo insomma accenneremo un po' di cose. Stiamo bene, abbiamo un po' di robe nuove da far sentire, sta anche uscendo il nuovo disco, cioè diciamo che si sta lavorando, diciamo che c'è il nuovo disco c'è, è lì che aspetta insomma la data di uscita e lo faremo uscire, faremo sapere qualcosa molto presto. Qualcosa è importante. La state già anticipando nei live? Stiamo già facendo dei pezzi nuovi durante il live, sì, e siamo felici perché insomma piacciono, la gente risponde molto bene, quindi vuol dire che magari nel disco c'è qualcosa che potrebbe girare. Non c'è un po' la paura di spoilerare? C'è sempre, no, ci sono un sacco di paure. Sì, un sacco di paure. Anche di spoilerare, perché in realtà poi insomma si attende sempre la risposta di chi ti segue, di chi ti supporta, che grazie a Dio, bisogna dire grazie a Dio, non è sempre tutta rose e fiori, perché insomma anche magari una risposta un pochino così del pubblico ti aiuta a capire che quel brano magari va rigirato in un altro modo, può funzionare meglio in un'altra situazione, quindi insomma anche i pareri un pochino diciamo negativi o comunque non sempre positivi aiutano naturalmente. E i 32 Roots sono molto bravi a cogliere anche queste cose. Quindi siete pronti anche a rimettere mano eventualmente a qualcosa? Noi lo facciamo in continuazione. Ma il fatto di lavorare... l'ha capito. Tu mi hai detto che in realtà i brani già ci sono, il disco già c'è. Sì, il disco già però c'è. Il fatto di lavorarci così tanto nel live, il fatto di lavorarci tanto così nel live, ti permette di capire meglio magari come può funzionare un brano? Sì. Ma oramai sono registrati. Sì, però... in realtà si potrebbe cambiare sempre tutto quanto in corsa. Però, sai, in live magari c'è sempre la versione un attimino riadattata per il live, quindi non è come suonerà il disco. Il disco è un pelino diverso, però insomma... Fa parte anche della cultura reggae, esatto, sì, brani in modo diverso dal vivo. Chiunque deve più o meno insomma riadattare qualsiasi cosa, perché una cosa è farlo in studio, sei tu che l'ascolti, un discorso è poi suonarlo per la gente, di fronte alla gente. La cosa che mi colpisce di voi, poi insomma le interviste ce ne sono tante su di voi, quindi si rischia poi di diciamo non essere originali. Quello che mi piace però è che ho colto come vostra caratteristica il fatto di oltre che appunto suonare un genere che racchiuda al suo interno sì la musica giamaicana ma anche una serie di contaminazioni con la black music. Assolutamente. Voi ci mettete dentro la lingua sarda. Sì. Mi chiedo come nascano i vostri pezzi, come li scriviate, cioè chi scrive, come scrivete? Allora, cambia, anche questo è cambiato. Anche perché l'utilizzo del sardo, questa è una band che nasce a Sassari, però nasce i cantanti Sassari, sono di Serramanna. I cantanti... Salutiamo Bujumannu. Ciao Bujumannu. I cantanti non sono sassaresi, cantano in campitanese. Il sardo è la nostra lingua fondamentalmente, noi nel quotidiano ci esprimiamo anche in sardo, quindi utilizzarla è una conseguenza naturale dell'averla dentro, quindi insomma dell'averla immagazzinata nel nostro cervello. È molto importante portare avanti il discorso del sardo perché insomma non si può neanche perdere l'utilizzo del dialetto della propria lingua, perché sarebbe un
una pecca grossa della nostra generazione. Io poi personalmente non scrivo in sardo, però lo parlo, capisco benissimo, sto imparando anche il sassarese, oltretutto, insomma, in questi anni ho fatto, Davvero? Anche io devo fatto un mettere. po' di... Poco, assolutamente. Bisogna, devi. Devi impararlo perché insomma è diverso ed è bello impararlo, no? Sapere che c'è un dialetto diverso dal tuo a 200 km. Questa è Che una poi è domanda diverso anche a 20 km. una domanda che pongono anche molto fuori dalla Sardegna. Sì, questa sul sardo. molto ci chiedono, molto fuori dalla Sardegna ci chiedono come mai l'utilizzo del sardo. Noi siamo sardi. Ah, insomma, quindi non sono adesso, stato originale. Però capito, è una cosa che va sei stato chiesta. originale certo. nel chiederla a me e non a Bujumannu. Ah, Ecco, ok, perché non risposta c'è. era sempre Però Bujumannu. se poi si vuole Se vuole aggiungere, intervenire, esatto, poi siamo su ci Facebook, siamo. quindi verrà. Ci siamo. Tu sei Livan Beats, comunque Ok. Alessandro Seda, batterista dei Train to Roots. Parlavo di questo con la settimana scorsa con Daniele Russo, che salutiamo. Ciao Salutiamo Daniele. Daniele, grande stima. Il fatto di suonare il reggae è complesso. Me lo chiedevo mentre lo osservavo, suonava un pezzo reggae, e per un batterista Assolutamente. tenere quel tempo è difficile. Come entri tu nei Train to Roots? Come arrivi a suonare la musica reggae? Beh, l'ho già suonata comunque altre volte con altre band. Niente, ci conosciamo da anni. Tu sei il cucciolo del gruppo, Assolutamente. giusto? Io sono il più piccolo. Io sono il più piccolo. Sono i più piccoli. Vabbè. È troppo sono il più alto. però- È più alto, no, infatti- ma non è infatti più alto. posso far notare a chi ci segue a casa che la fronte è tagliata qua perché è tagliata. alto. Ma l'abbiamo fatta apposta. L'abbiamo In fatta realtà, apposta, insomma, però, per sembrare meno bassi noi. No, probabilmente. siamo noi più avanti, però vedete la prospettiva. Esatto. Perché se noi andiamo indietro. Però io se faccio così. No, se mi aspetta, vedi più- se noi andiamo indietro, vedi che torniamo Ok, tutti uguali. sì. Questo è il contrario. Alex Franco ci Alex, scrive: grande "Mitici siete Alex, dei un grandi". abbraccione. Ci segue sempre, lui viene in Svizzera, viene in giro. Davvero? in Milano, Nord sì, Italia, sì, Milano, ragazzo. sì, è un grande. Tra Gli vogliamo un sacco l'altro, di bene, Alex. poi torniamo al cucciolo, tranquilli, non ce lo dimentichiamo. Alto è alto, scrive. Però io sono andato sul vostro sito internet, c'è all'inizio, proprio in apertura, andate sul sito ufficiale dei Train to Roots, ve lo diamo. Ce l'ho qui, aspettate. Io ho paura di sbagliare perché l'abbiamo rifatto e quindi ho paura di sbagliare il dominio. Vabbè, nel frattempo Dovrebbe essere però, traintoroots.it fondamentalmente, o forse com. adesso ci Ci sono andiamo, non vi ragazzi preoccupate. che- Traintoroots.it, andate sul sito internet e guardate che meraviglia è il video che apre il sito. Cioè, ci sono loro davanti a un pubblico. Quanta gente ci sarà stata lì? Allora, Dove siete, quello tra è l'altro? il Monte Knusa, Sì, giusto? Torre Monte Grande. Knusa, Torre Grande. Pazzesco. Io penso 40.000 persone. Sì, 40, La questura ha 50.000. detto Ma 2000. tutti che muovevano Sì, le braccia. sono momenti Quindi molto belli, che ti fanno sentire diciamo, ripagato della fatica che fai, perché non sembra, ma noi ci facciamo veramente un culo così. Assolutamente. Sempre, È bello ogni questo, giorno. voi lo dite sempre, ci arriviamo dopo però a parlare anche di questo aspetto, perché poi mi serve un po' che insomma mi confortino anche loro. Però quello che mi interessa è capire che rapporto avete con il palcoscenico e con una platea così importante, perché allora siete una realtà che è un unicum nella nostra isola, soprattutto nel genere. Nel genere che voi ci sono altre realtà che si stanno muovendo molto bene, però, ne insomma, possiamo anche parlare, ne va possiamo bene, anche parlare. volentieri, Però certo. che rapporto avete con il vostro pubblico, con il pubblico, con una platea così importante? Tu ti emozioni ancora? Cioè, nel senso, in che modo entri sul palco quando hai tutte quelle molto persone emozionato, davanti? sai, ma che siano 100, che siano 50.000, insomma, come quel video. E il discorso non è il numero delle persone, è il fatto già che ci siano delle persone, perché tu devi essere all'altezza di quelle che sono le aspettative della gente che ti viene a vedere. E naturalmente non è gente che, cioè c'è anche la gente che passa per caso e entra e dice oh chi sono questi, però ci sono, come magari Alex e tanti altri che ci seguono, sono quelle persone che stando davanti al palco, a sentire noi, ti danno la carica, ti danno il vero valore di quello che sono poi i rapporti che si creano tra palco e sottopalco, diciamo. Ti danno un'idea di quanto deve essere forte questo legame, perché non si può pensare di fare un tour se non c'è la gente che ti supporta. Quindi Non dare a fede alla fine, cioè. esatto. Quello che ti danno loro devi restituire. Noi siamo felici perché la nostra arte a loro piace, ci sono molte persone che ci scrivono e ci dicono che la nostra musica le ha dato una mano, insomma, a superare situazioni difficili.
e sono soddisfazioni molto grandi, perché comunque tu sai che pur avendo sti capelli qua strani, pur Parliamo anche di quelli poi. pur sembrando l'ultimo degli scemi, insomma, fai qualcosa per qualcun altro che magari poi nella vita non ti conosce, non sa chi sei, non sa che magari hai anche tu i tuoi problemi, c'hai mille paranoie, per carità, però ci tengono. Cioè è un amore incondizionato praticamente, perché noi facciamo quello che ci piace fare, la nostra musica cioè non è un soddisfare singolarmente ogni singola persona che ci segue, è proprio noi diamo quello che siamo e loro lo apprezzano, perciò non puoi privarti di una cosa del genere. Siete non molto puoi. amati non solo in Sardegna, ma siete molto amati sia nello stivale, che noi chiamiamo il continente, Il continente, ma anche all'estero. Come gestite anche questo rapporto? Anche sui social siete molto seguiti. Guarda, abbiamo un grossissimo riscontro in questi ultimi anni in Spagna, tantissimo, Paesi Valencia, Barcellona, Catalogna, insomma, poi Paesi Baschi. Abbiamo fatto un bel lavoro là perché siamo in collaborazione con questo promoter, con Michael Ramos, che salutiamo. Ovviamente se c'è. se la vedrà, se c'è. E lui ci ha portato dentro un circuito che è quello della musica spagnola in Spagna, del reggae spagnolo, che è completamente diverso da quello dell'Italia. Cioè lì la gente va per piacere di sentire musica. Iniziano i festival alle 5 del pomeriggio, tu suoni alle 5 del pomeriggio, ci sono 10.000 persone. Suoni a mezzanotte, ci sono 10.000 persone. Sono alle 5 di alle mattina, 5 del mattino alle ci 5 sono di 10.000 persone. Lì c'è la cultura del vado a bermi un festival, non a stare in tenda a bermi la birra, a farmi i cannoni, scusate se si può dire, non lo so, però è questo che penalizza molto, per come la vedo io naturalmente, e anche il panorama musicale italiano. Non c'è questo interesse dell'aspetto live, e non parlo naturalmente del nostro ambiente, si passa da o il mainstream o il baretto dove suona il tuo amico. Purtroppo si fatica a stare quella che è la via di mezzo praticamente. Ed è un peccato, perché la musica in Spagna ospita molti artisti italiani che là, noi siamo uno dei tanti, che la vedono realmente dei giovani. Noi vediamo i diciottenni che pagano l'ingresso e corrono verso il palco, sai quelle scene dei concerti Sì, giganteschi, e corrono verso il palco perché hanno voglia di vedere il loro gruppo preferito, perché hanno voglia di passare una giornata Ma anche con di la conoscerne musica, di nuovi, di cioè, conoscere di conoscere musica di nuovi, nuova, assolutamente. non ti mollano, sono lì e vogliono sentirti. E quindi la Spagna ci ha proprio catturato, ci vogliono molto bene. Noi Ci siamo tornate felici. spesso, tra l'altro. Adesso ci torneremo Passo a luglio. a luglio. Da luglio ricominciamo anche con l'estero, faremo Spagna, Germania. E poi ad Polonia, agosto si arriva Francia. in Francia, un festival molto importante. Arriviamo in Francia, finalmente i 30 Luz arrivano in Francia. L'avete comunicato sulla vostra pagina? L'abbiamo comunicato perché social? quando l'altro ieri, Sì, perché comunque l'hanno pubblicato anche loro il la pagina festival, il festival ha ci ha pubblicato la pagina dato ufficiale. la data in cui potevamo naturalmente annunciare il nostro spettacolo. Siamo molto contenti perché la Francia È molto vicino all'Italia, ma è molto difficile suonarci. Esatto. Perché? Perché è un mondo a sé, ma è un mondo gigantesco. Il reggae, cioè il panorama reggae è immenso, il panorama hip hop, rap è devastante. Quindi è una di quelle date di quest'estate che non possiamo sbagliare, naturalmente. Andremo lì, insomma, si va a fare un culo, per forza. Torniamo al cucciolo. Parlavamo di Alessandro. Mi devo abbassare, perché come, se dici cucciolo- come arrivi a suonare poi con... No, fai il cucciolo. Faccio il no. cucciolo un attimo e io abbasso. Dai, non è credibile, cioè, non è credibile. Come arrivi tu a suonare poi con i Train? Arrivo perché, niente, è successo il batterista precedente, che è un mio amico, che saluto, Carlo, Ciao Carlet. e che ribadisco che stimo tantissimo, lo dico sempre. Ha avuto dei problemi di lavoro e niente, l'ho sostituito, diciamo, per metà tour estivo del 2015. Poi ho continuato a fare qualche data in inverno, poi niente, Carlo è tornato e poi si è presa la decisione, insomma, lui ha avuto un'altra scelta di vita, possiamo dire, e quindi sono entrato, niente, a far parte, lo dico come turnista, perché è anche una scelta un po' obbligata, nel senso che una band che ha 13 anni, 13 anni. 12-13 anni al 24 aprile. con le sue dinamiche, insomma, le sue cose, quindi diciamo il primo momento è così, è giusto che sia così, è una cosa che ho appoggiato per primo, quindi
siamo una famiglia bella e li Sì, vogliamo sì, bene. no, nel senso io sono Questo contentissimo, questo cioè, non è devo dire fondamentale. Quanto sei cresciuto insieme a loro? moltissimo. Guarda, non si dettagliamo. Guardate quanto è cresciuto. Moltissimo. Moltissimo. Sia tecnicamente che però anche umanamente. Anche il fatto di trovarti di fronte poi a come parlavamo del pubblico, che è una componente fondamentale, poi soprattutto quando fai questo lavoro e soprattutto quando tecnicamente nel live, mi permetto di dirlo, ma voi suonate come un disco. Ti ringrazio. Lavorate Molto tantissimo per quello. Questa cosa è una cosa che non si può dire, perché è una... No, in realtà noi prepariamo i tour e poi in studio ci torniamo l'anno successivo. Prepariamo in una settimana, 10 giorni, prepariamo il Prepariamo tour, tutto quello che sarà il tour e poi... lo spettacolo intero, e poi nelle prime date, se serve, facciamo le modifiche di cui Bisogna anche dire qui che non è sopra, per un insomma. fatto... È per un fatto è un fatto semplicemente logistico. cioè, viviamo a 200 km di distanza. Uno dei chitarristi, Giambo, che salutiamo, vive a Roma. Ciao. Ciao, Gianni. I ragazzi sono a Sassari, i Bugi sono a Serramanna, lui tra casa sua e Cagliari, insomma è molto difficile. Poi, grazie a Dio, suoniamo per 8 mesi l'anno. Quindi, sai, anche trovare il tempo di rinchiudersi in studio, no, non ce la facciamo più. Quindi dobbiamo preparare necessariamente lo spettacolo 10 giorni prima dell'inizio del tour, si suona finché insomma non se ne ha più e poi si parte. Questa è l'unica soluzione che siamo riusciti a trovare, che in realtà poi funziona, perché arriviamo al tour che siamo pronti. Prontini, dai. No, però secondo me quest'anno rispetto ad altre volte... Siamo sinceri. Però quest'anno secondo me è partito molto bene in generale. È partito Sono molto stati- bene, siamo contenti e insomma poi anche il fatto di fare un disco all'anno ormai ci sta pigliando bene. Com'è questa cosa di uscire una volta all'anno? Io faccio sempre questo paragone qua, il panettiere fa il pane, se si ferma un giorno non vende, noi facciamo musica, se ci fermiamo un anno non si vende più, non funziona più. È trovare l'ispirazione, però evolversi. Cioè, in realtà è interessante il discorso che avete fatto. Scusate, mi è caduta la penna, la vedete? Il discorso che avete fatto insomma, siete usciti con Growing, che è un progetto che vi ha visti lavorare con Emanuele Fusaroli, sì. Lavoro successivo, Home, in realtà vi ha visti tornare a casa, All'autoproduzione. fondamentalmente. Sì, esatto. Home, insomma, Home and Nomen in questo caso. Esatto. Però autoproduzione, quindi... Autoproduzione tutta la vita. Significa Se posso- che quindi è un'evoluzione costante anche vostra, cioè un conoscere, sai cos'è? una sfida Uscire anche, un no? anno dopo, autoprodotto, dopo che hai lavorato con un produttore, ci vuole personalità, ci vuole coraggio, ci vuole... Insomma, sai bene boh, che... sì, un po' sai di bene queste che poi- cose. ok. Sì, perché poi E il tu mi hai paragone detto tutta parte la subito. vita autoproduzione. Sì, assolutamente. Assolutamente, perché insomma, naturalmente l'autoproduzione è una cosa molto molto difficile e noi non siamo qui a dirvi Chiaramente avete autoproducete, una perché, insomma, è importante un distribuzione, questo c'è da Abbiamo sottolinearlo. una grossissima distribuzione, abbiamo la Vipal che è una branchia della VP Records, insomma un'etichetta di origine giamaicana ma ormai si è spostata a New York, insomma in mano ai cinesi, insomma è un giro molto, molto più grosso di quello che era all'inizio. In Italia abbiamo come etichetta Inri, che insomma è un'etichetta che fondamentalmente fa indie, però in realtà scommette su dei progetti belli. L'etichetta di Levante, quella con cui Sì, è partita sì. Levante per intenderci, che poi ci ha permesso anche di fare il featuring con lei, insomma un'esperienza molto bella. Però anche grazie a Inri riusciamo ad arrivare dove da soli realmente non si arriva. Noi naturalmente ci autoproduciamo per quanto riguarda lo studio, il lavoro di produzione e di registrazione vera e propria del disco. Abbiamo naturalmente chi lavora per noi come ufficio stampa, c'è la distribuzione, ci sono queste figure che arrivate a un certo punto della tua carriera, tra virgolette, è quasi necessario avere, perché tu non sai fare tutto, anche se l'hai visto fare, è anni che ci lavori dentro. Naturalmente o scrivi canzoni, o fai video, o fai l'ufficio stampa, o fai... Certo, assolutamente. Perciò sono figure importanti che lavorano nel settore, che ti guidano all'interno di quel settore. Sono importanti per una band, sono importanti per un singolo artista, insomma per qualsiasi cosa. Però l'autoproduzione in studio
è una cosa che ti permette di essere te stesso fondamentalmente. Poi magari un giorno fare un disco per l'Universal, Chiaro, ok, certo. diciamo così. E lì poi capisci magari che una major in realtà ti dà carta bianca, perché magari sei a quel livello in cui ti puoi permettere di fare quello Sanno che ti benissimo che pare. il prodotto che tiri fuori è comunque a Esatto, livello comunque è ottimo. dell'etichetta. Però purtroppo le major ora come ora non funzionano granché così. Ora scommettono sul sicuro, investono solo sul sicuro, quindi meglio stare dalla parte dell'autoproduzione. Bello, mi piace questo, è molto interessante. Prima abbiamo parlato del fatto che i Train to Roots sono una band che nasce a Sassari, ma in realtà è composta da elementi che arrivano da diverse parti dell'isola. Sì. Voi cantanti abbiamo detto che arrivate da Serramanna. Da Serramanna. Io racconto una mia esperienza personale legata poi alla zona di Serramanna e Villassor, perché nel 2001 ho conosciuto Riccardo Erba, che salutiamo. Grande trombettista. Salutiamo. Ciao Ricky. E Riccardo, Ricky. ciao Ricky. Riccardo mi regalò un disco che era uscito da poco, che era un disco degli Scamisca. Fusi Fusi visibilmente. visibilmente, dove c'è Disoccupasca. Grande Ne parlavamo pezzo. con Buju proprio l'altro giorno in macchina. Sì, poi è arrivata anche una domanda per te da Alex Franco, se hai mai provato a scrivere un testo di qualche altro genere Poi musicale? risponderemo. Poi rispondiamo. Però in realtà quella era già una scena nella quale diciamo si muovevano già dei musicisti molto Suonava. bravi, tra l'altro, Sì. perché quel disco è veramente molto È bello. suonato molto bene, Sì. esatto, un bel progettino. Mi hai che detto ormai subito il ha- titolo perché immagino... Sì, cioè- certo, è tra le mie cassettine e i CD, quello dopo. È un progetto che in realtà poi ha portato lo ska nelle case di molti sardi, questo bisogna riconoscerlo Sì, agli sì, scambi, poi bisogna perché anche hanno pensare fatto che un bel lavoro. le produzioni a quel tempo non erano, cioè non c'erano le possibilità di Esatto. adesso. Era molto più difficile e fare soprattutto un buon anche molto più prodotto. caro. Perché comunque gli studi erano minori, Si conoscevano anche meno si tecniche, conoscevano meno tecniche. escamotage. Ora col digitale lavori molto meglio, lavori più facilmente, più velocemente, quindi insomma. Prima si registrava in studio. Prima si per registrava esempio la su un batteria altro- si registrava in studio. Esatto. Ora la batteria... Ora le batterie si possono fare finte, per esempio. Noi abbiamo fatto diversi brani senza l'ausilio di un batterista. Ma puoi fare i Per fiati, quello puoi dico- fare tutto per quello in dico realtà. che però puoi in anche realtà- cantare, essere bravo anche a cantare, poi magari esci dallo studio e sei una capra. È vero, si può fare tutto. Per quello dico che nel live poi si vede effettivamente il valore di una band. Non sto togliendo nulla poi a chi è bravo nella, No, per nella carità, produzione in per studio. carità, bisogna Però saperli fare quando i poi vi ho dischi, detto questo- che in realtà voi suonate benissimo nel live è perché è difficile anche fare questo. Cioè, è complesso. Io te la rigiro. A quel punto puoi pensare che il disco è realmente quello che siamo noi. Certo, assolutamente. Perché non ci sono chissà quali trucchi e chissà quali magheggi all'interno di un disco dei Train. Sono esattamente le canzoni come nascono nella testa di Antonio, il tastierista Ci ha barra ripetuto più produttore dei volte Train to questa Roots. E poi come passano nella nostra testa, nella mia di Buge, poi vanno sul disco. Così è. È proprio senza filtri. Oddio, qualche filtro c'è naturalmente, però. Sì, ma poi ne aveva proprio molto parlato di naturale. questa cosa. Per esempio Perom, io mi ricordo Perom che ha detto questa volta scriviamo un disco che sarà più o meno come lo porteremo dal vivo, con quell'attitudine, Esatto. insomma, con un arrangiamento magari fatto in un certo modo piuttosto che un altro. Perché? Sì, perché l'esperienza di Growing ci ha insegnato grandi linee naturalmente, perché poi ci vogliono anni per imparare a scrivere per bene, non siamo dei mogol. Ci ha insegnato a mettere su quantomeno una canzone, una struttura. E siamo nel tema poi della domanda che ci è arrivata. Non la ricordo già più. Allora, questa è un'altra. Suonano bene nel live perché coinvolgono la gente e emozionano ogni volta sempre di più. Questo ci È dice. troppo buono sta È sempre Però, buono, però dico, hai mai, riprendendo poi la sua domanda e stiamo... sì, in altri hai giorni mai- ho scritto qualcosina, sì, però non per me. Quindi Ok, non mi ok. sono mai lanciato nel fare altre cose che si possono pubblicare, mettiamola così.
devono stare rinchiuse nel mio computer. Questa è adesso faccio una domanda che abbiamo anticipato prima. Che rapporto hai con i tuoi rasta? E tu Ma col belli, cappellino? belli. Cioè, io non ho Un mai bel visto rapporto. Alessandro senza cappellino. Poi parliamo anche di quello. E questo è il motivo per cui non vediamo Tutti credono che io non abbia capelli, ma adesso ci sarà sicuramente Simone Bardi collegato. Che sarà capelli lunghissimi. Capelli lunghissimi. Simone Bardi si sarà ridenuncia. Simone Bardi è il bassista dei Train, bisogna... Questa non te l'aspettavi, questa l'ho promesso. Sei stato un grande perché io... Ma perché tutti credono che non abbia apprezzo capelli? secondo- No, allora io sono innamorato dei capellini e quindi è proprio una mia passione. C'ha dei brutti capelli, quindi è meglio Non è nascondere sotto i vero. capelli. Sono bellissimi, chiunque li abbia visti, tu li hai visti adesso, sono belli, Sì, li ho no? visti. Poi ci scrive Simona Romano. Sì, io li ho conosciuti tramite Alex. Alex sono sono- bravissimi. Grazie Simona. Ok, ciao Simona, grazie Simona. per averci iscritto, per stare con noi, per stare collegata con noi. E qui sono fioccate un po' Sì, di un sacco di risate. risate. Nel frattempo, Non lo so, ma sicuramente dopo- qualche mio amico dopo che lo conosce scoprire, molto dopo bene. lo scopriamo. Però tu che rapporto hai con i tuoi dread? Bello, diceva Da quello, quanti anni io ce vivo l'hai? sempre insieme ai miei capelli, Da dal quan- 2001, una roba così, 2001 sì. Pazzesco. Che poi in realtà sono comodissimi. Sì, perché li leghi e stanno là. Stanno là. Non ne frega nulla del resto, stanno lì. E tu con i tuoi capelli che rapporto hai? Ma niente, intanto più o meno i capelli, ogni tanto quando vogliamo mi pettino. Da- No, ho promesso che devo pettinarmi per un live perché non so se c'è collegato Simone Bardi, il Ha bassista. promesso? Gli ho promesso che mi devo pettinare per un live e siccome lui ride sempre ogni volta che ci cambiamo in backstage, Perché quando si tira il cappello non si può vedere. capito? Allora lì parte proprio la ora, c'è le critiche, c'è un processo praticamente in atto. Che rapporto avete tra di voi? Questa è una domanda un po' delicata, Siamo- però no, mi interessa è bello capire. invece. Mi interessa perché insomma siete anche un po', cioè nel senso io ricordo poi Simone Piredo Bugiumanu Alla alla voce. voce, Michele Mulas che è lui, Ruz Manai sempre nuovo, alla alla voce. voce, Antonio Leardi Papantò alle tastiere, Simone Bardi l'abbiamo nominato più Bassista. volte, Dr. Bass al basso, Stefano Manai e Steve Manai alla chitarra, Giampaolo Bolelli, Giambo, Giambo. l'abbiamo nominato prima, Gianni. alla chitarra, e Alessandro Sedda, l'Ivan Beats appunto alla batteria. Siete in tanti, significa viaggiare insieme sempre, condividere tanti momenti, che immagino ci saranno anche i momenti, insomma, ci sono quelli felici e anche quelli più tesi, eccetera. Sì, ci sono momenti e momenti. Immagino prima di salire su un palcoscenico ognuno la vive un po' a modo suo. Ma sì, perché comunque ognuno ha il proprio momento, poi ci si riunisce insomma per salutarsi prima di salire Di sul salire. palco e darsi la grinta. Allora, qui scrive, c'è scusami, anche ma Ilaria. Ilaria Paschino scrive, pensavo fossi calvo, Cuccio. Sì, no. Cuccio! No, cioè, tu hai lanciato la Grazie! moda. Adesso lo stanno chiamando Cuccio. Sei finito. E qui scrivono, è Carlo che è calvo. È Carlo che è calvo, Eh. esatto. Lui no. Lui è Lui vero vuole cappellone. fare- Comunque siamo no. una bella famiglia, dai, a momenti sembriamo coppiette isteriche, perché naturalmente siamo diverse teste, ognuno ha il suo pensiero, ognuno ha la È sua giusto anche vita, che i sia suoi così, problemi, è comunque. giusto che sia È così. giusto. Però la cosa bella è che remiamo tutti sempre verso la stessa direzione, quindi si arriva sempre a capire qual è la cosa più funzionale per i Train to Roots, non per il singolo, perché il singolo da solo non fa nulla all'interno di una band naturalmente. Quindi è una famiglia, come nelle famiglie insomma ci sono momenti felici, ci sono anche magari delle discussioni, momenti un pochino dove si deve fare le persone serie. Insomma, siamo Bello, cazzoni, è normale, insomma, cioè, siamo- 12 ore in furgone. Poi ci sono, Chi esatto, guida? i viaggi in Chi furgone. guida? Ci si dà il turno. Ci si dà il turno, lui non guida mai. No, Perché? Perché guido no? già Perché troppo qua. No, Guido già perché troppo in no, Sardegna. perché non possiamo farlo guidare un cucciolo. Ma ce l'hai la patente? io ho 300.000 km fatti alla mia ok, macchina ok. addirittura. La Quindi comprata ho 300.000 km 300.000. alla No, in Sardegna però tu puoi confermarlo, guido sempre io, cioè nel senso quando qualcuno sale con me guido sempre La io. 131 gliela fate fare. Sì, perché non c'è casello, perché non c'è nulla, quindi ci possiamo fidare. Ok. Il limite è basso, quindi. Il prossimo progetto abbiamo raccontato qualcosa, in realtà è un progetto che uscirà sempre in autoproduzione, visto che abbiamo fatto l'inno all'autoproduzione. Assolutamente sì, come dicevamo prima c'è già il nuovo disco dei Train to Roots,
C'è anche già la copertina che abbiamo postato un Sì, po' di tempo fa, che è un lavoro, un'opera fatta per noi da Vincenzo Pattusi, che è un Sono un pittore, un artista artistone di Nuoro, fantastico, sì, di Nucoro, che ci ha fatto un bellissimo regalo. Il disco c'è, ma non deve ancora uscire, nel senso faremo sicuramente qualche singolo adesso, appena prima dell'estate, ormai siamo là agli sgoccioli. Credo 2 singoli, poi qualche altro singolo che lancia l'uscita del disco subito dopo l'estate, però insomma anche questa è un'autoproduzione, siamo molto contenti, ci stiamo divertendo, ci prende bene continuare a produrre senza fermarci mai, perché abbiamo la possibilità poi di scremare, di capire realmente cosa ci piace, cosa non ci piace, insomma è utilissimo questo continuo perenne lavoro di produzione che stiamo portando avanti. Che media avete di date all'anno? Quante date fate? L'anno scorso penso siano state fatte una 60ina di sì, date, sì. da aprile a novembre, esagerando, ottobre-novembre. Quindi sono diverse date. L'anno scorso a luglio abbiamo fatto 15 date, per esempio, quindi sarebbero una ogni 2 giorni fondamentalmente. È dura perché insomma sei sempre in movimento, sei sempre fuori di casa. sì, poi ti dicono bello, vedi un sacco di posti, in realtà no, perché ci arrivi alle 6 del pomeriggio, vai a fare il soundcheck, poi vai a fare il check-in in albergo, torni al locale Io per la dormo. cena, lui dorme, arriva tardi, è un cucciolo. Sì, Insomma, infatti vai qui al scrivono locale, oramai quello H Cucciolo. No, no, raga, Se l'ha conquistato. Io farei una Sotto- pagina Facebook io comunque ho 30 anni, quindi non è più cucciolo. fino a, sì, esatto, 2 o 3 anni fa poteva starci. Però via, una cosa figa, dai. È un bel lavoro. Un bel lavoro. Noi Vabbè, lo insomma, trattiamo come fosse realmente da grandi soddisfazioni anche il fatto lavoro che vero. le persone vengano da voi e vi dicano grazie a voi ho superato un momento difficile. Quelle sono Belle belle cose, bellissime. molto belle, sì. E poi il potere della musica, il potere appunto di curare, perché è una medicina Un fondamentalmente. po' l'arte in generale, però la Sì. musica sì, è una cosa che si può vivere anche Cioè, la passivamente. musica non nel la senso che si vedi, può non la vedi ascoltare e perché non basta. la puoi toccare, Sì. non sai dove sia, però effettivamente ti arriva dentro a toccare delle corde E dell'anima. tutti, bene o male, sentiamo la musica ogni giorno. In televisione, in radio. Ma voi ascoltate, cioè in viaggio che musica ascoltate? Ma in realtà abbiamo Vasco dei Rossi. momenti, no, abbiamo dei momentini in cui passiamo la roba solo dalla radio, quindi Sì. sono, sai, ti parte il Gianni Morandi, Ok. ti parte il Quindi si Baglione, cambia, esatto. e quindi momenti a Marcordi in autostrada. Parlo all'esterno, comunque poco reggae. in Poco generale, reggae, poco pochissimo reggae durante i tour, perché è meglio silenzio in realtà. Quando siamo in furgone si parla, si scherza, si dorme, si mangia, insomma, però... Si dorme. Si scrive anche in furgone, si compone, è Sì, successo? Home è stato fatto come tutti i dischi dei Train praticamente, perché essendo costantemente in giro si scrive, ci sono state delle robe, le pre-produzioni registrate in un bagno di un albergo, di un brano di Growing mi pare, o no, forse di Home, non mi ricordo. Però comunque si scrive, si ascoltano, si fanno queste cose naturalmente, però sai... Dopo una serata in cui sei dentro un locale o comunque in un festival dove c'è la musica a palla, ti svegli dopo 4 ore di sonno che devi ripartire per andare a prendere un altro aereo o a fare un altro concerto, un po' di silenzio è... Non è male, non è, esatto. Questa è una domanda che di solito faccio agli artisti e soprattutto in questo caso mi interessa la vostra risposta, però che rapporto avete voi con l'insularità? Come valutate l'insularità? Un limite o un valore? Liberissimi di Allora, rispondere. è un limite perché è difficile fisicamente raggiungere, anzi è costoso, mettiamola così, è costoso raggiungere fisicamente il continente, no? Per questo potrebbe essere un limite. Per altre cose, insomma, la Sardegna è veramente un paradiso, quindi il fatto che siamo lì per i cavoli nostri ci preserva da tante brutte cose, volendo. È un piccolo continente È la un, nostra isola. sì, è un piccolo posto a sé dove in realtà potremmo fare tanto di più.
proprio tanto di No, più. poi io non lo Ed so. è un po' questa è una cosa che mi dispiace. Io penso al mio strumento, magari se fossi nato in una grande città, magari non avevo la possibilità di suonare, non dico a qualsiasi ora, però dovevo andare, sai, in posti specifici già da quando ero piccolo. Invece ho avuto la fortuna di abitare magari in un paesino, di avere casa mia, di suonare qualsiasi ora, e quindi magari non vedi cosa c'è fuori, però ti impegni un sacco perché, sai, c'hai un po' questa l'ottica di pensare che fuori è pieno ovviamente di bravi musicisti, però sai di pensare chissà cosa c'è fuori, quindi mi devo preparare in previsione di qualcosa che è più grande di te, pensi che sia più grande di te, magari è allo stesso livello, magari di più, però insomma ti impegni Nello stile. magari al doppio delle possibilità. È consigliabile farsi un po' di tempo fuori dalla Sardegna. Tu Io sei l'ho sempre stato... consigliato. Io sono stato 6 anni a Firenze, vicino Firenze. Diciamo che ti permette di, a parte aprire un attimino gli occhi, perché appunto la Sardegna è fatta da Ma poi hai paesini, preso la da decisione piccole di realtà. tornare perché ti mancava Ho preso la vivere decisione di nella- tornare nell'isola? perché i ragazzi del train mi avevano chiesto se insomma, Volevi volevo entrare unirti al all'interno della treno. band, esatto. Quindi- E in concomitanza con la scadenza di un contratto di lavoro che avevo là e un po' di cose, alla fine sono tornato nel 2000, fine 2009, anzi no, primi del 2010, anche se la prima data con i treni l'ho fatta nel 2009, a Capodanno. Sì, io non c'ero, È stata però una mi bella ricordo, festa. perché Cioè, io seguivo i train. Ah, ok. La cosa È come, sai, come il fan, no, che Capito? dice voglio suonare con i Rolling Stone, i Rolling Stone. No, però ho visto davvero un sacco di tantissimi live, anche per nella mia zona, quando io ancora abitavo nel mio paese, hanno suonato parecchio, anche quando Michele non era ancora dentro il gruppo. E quindi insomma è stato un po' questo. L'avresti mai detto che avresti suonato con loro? No, probabilmente. Non ci No, ma pensavi? perché... Ma perché lui non viene dal reggae, forse è quello, scusa se ti... No, perché... lui faceva tutta, era tutto veloce, cattivo. Non è vero, lui ti può dare la conferma che non è così, ovviamente. Lui mi ha visto suonare... Quante volte mi ha visto Che suonare fai, funk? liscio? Sì, moltissime volte. No, non Con pensavo... con diversi progetti. No, tra non pensavo di l'altro. entrare nei train perché comunque Carlo era, insomma, stabile, comunque una personalità. Ma il discorso del treno Molto che forte. sul treno si sale e si scende, no? Certo. E quindi... No, però se lui mi chiede cosa che perché succede? no, questo è... No, hai ragione. Bravo. È Quindi un cucciolo, bisogna capirlo. tu hai avuto esperienze fuori? Sei No, andato solo a vivere- studiato batteria, praticamente partivo una volta al mese a Roma, quando avevo dai 16 ai 17 anni. Ah, quindi hai Stavo là tipo 4-5 giorni, studiavo batteria, poi tornavo e ripartivo ogni mese. Però Però vivere, insomma, diversi, quasi tutti voi, dei train... Il tastierista di avete- Caserta, ok. che vive in Sardegna da 20 anni. c'è Giambo, è a Giambo Roma. che sta a Roma. Buju ha Buju- vissuto a Monza per 7 Ok. anni. Sì, tutti per Sì, poco però- abbiamo avuto... E tutti avete deciso di tornare. C'è chi vive C'è fuori, chi però vive fuori. ci sono molti di voi che hanno deciso di tornare, di stare qui, vivere qui. Cioè, tu Antonio, vivi- per esempio, casertano, è stato trasferito qua per lavoro, però lui vuole stare qua. Lui si sente sardo, dopo 20 anni si sente sardo. tu vivi qui ora? Io vivo sì, di nuovo a Serramanna, oltretutto. Davvero? Sono tornato al nido, sì, sono tornato nel mio paesello. Momentaneamente, insomma, poi si vedrà, insomma. Vabbè, queste non si sta poi così male, è bella Serramanna, si sta bene. Ah, guarda, con il lavoro che facciamo in realtà, potresti stare un po' dove ti pare, Sì. perché, capisci? Cioè, poi io a Serramanna ho il mio studio con mio fratello, quindi si lavora anche là, e è realmente comodo stare di nuovo vicino insomma, dove lavoro principalmente, però... Io non sono uno di quelli che si attacca ai posti, anche tornando al discorso dell'insularità, io non la vivo male, perché sono sardo, sono orgoglioso di essere sardo, però sono consapevole di vivere all'interno di un mondo enorme. Quindi non mi spaventa e non mi preoccupa il fatto che ci possa essere qualcosa al di là da visitare. Tanto la Sardegna qui sta, se vuole tornarci, insomma, posso farlo, no? Sì, questo rispecchia un po' anche quella che è l'anima dei 31 Sì, Roots. infatti, noi abbiamo In realtà la si base muovono qua. liberamente dentro la Esatto. musica. Però anche bella, Cioè, bella questa cosa. Eh, Bravo, bella questa però è cosa. vero, mi lo piace. riscontro tantissimo. Mi piace Cioè, questa cosa, non ci avevo mai pensato, sì. Davvero? Ci torna. una domanda Ha fatto una cosa originale, bravo. Ok. Bravo, no, bella questa cosa, vero? Si rispecchia parecchio. E poi questo mio, insomma, atteggiamento, questo è di tutti. Noi viviamo qua perché è la nostra casa. Però se ci spostiamo stiamo bene uguale, insomma. Cioè, Aiuta anche magari anche il fatto di
dire spesso in tour, di prendere spesso l'aereo, sai, ti libera un po' da Esatto, questa... cioè viviamo un'ora di aereo da Roma, da Ma è Milano. quello che mi ha detto Gavino Murgia Non siamo da più negli poco, anni, che insomma. salutiamo. Si è un po' girata la telecamera, scusate. Oh no, adesso sembrava Infatti i capelli li anche hanno visti, Però alto, sanno lo che sono rimettiamo un po' alto. a posto. E mi diceva Gavino Murgia che appunto lui sta a Nuoro, la sua base è a Nuoro, ma viaggia 3-4 volte a settimana. Va in Germania, Francia, va in Cina, va dall'altra parte del mondo paradossalmente. E lui dice in Sardegna abbiamo 3 aeroporti. Tantissime possibilità. Cioè, non c'è problema, non si sposta. Il problema pure. forse è legato al fatto che comunque sai, siete in 6 voi, giusto? Siamo in 7 che ci muoviamo dalla Sardegna ogni volta, cioè sì. muovere 7 musicisti, compreso gli strumenti, Magari esatto, eccetera. un po' di backline, Quello- cioè, è costoso. fonico. Il fonico, poi Salutiamo Nicola. Salutiamo Nicola che non so dove sia, magari Nicola il nostro fonico è una bellissima persona e ci teniamo a salutarlo perché è una persona che ha portato, grazie a una raccolta di fondi, ha portato una scuola di Ha specializzazione. fatto un po' di, insomma, un po' di operazioni in Africa, nel senso hanno Senegal. aperto una scuola, uno Hanno studio di fatto aprire- hanno registrazione, fatto una costruire Che una scuola. bello, bellissima con questa una cosa. raccolta si chiamava Solidale, aspetta, possiamo anche cercare. Oddio, non mi ricordo, scusami Nico se non me lo ricordo. Vabbè, lo Però recuperiamo. ha fatto insomma Recuperiamo un un attimo bel... su E internet. dicevamo, tornando a quel discorso là, è caro, si spende tantissimo, quindi insomma è difficile, come è difficile per le famiglie venire in Sardegna o andare fuori in vacanza o anche a fare un viaggio, a fare qualsiasi cosa, è difficile per noi. Noi insomma abbiamo delle spese non indifferenti. Questo è una menata gigantesca. Però il fatto che voi suonate molto dà conferma poi di quanto poi effettivamente riuscite a trovare consensi. Cioè, sì, quello è importante, perché altrimenti anche far fronte a spese di viaggio, insomma, tenere poi sul posto 7 persone, 8 persone, 9 se ci raggiunge anche il manager, perché insomma hanno bisogno di mangiare, un albergo, si devono spostare. Quindi cioè, muovere un gruppo, una band, un collettivo di persone è caro, carissimo, carissimo. In Italia soprattutto, perché ci sono dei prezzi che... Io parlavo con Ale perché l'ho incontrato la settimana scorsa e ho avuto modo di fare una chiacchierata con lui del fatto che cioè, lui mi ha detto una cosa bellissima. Mi ha detto noi a prescindere dal fatto che possiamo avere 40.000 persone o 40 o 10 o 3.000, noi saliamo sempre con la stessa preparazione. È una cosa che ho imparato da loro, lo voglio sul palco, cioè lo voglio dire, siamo questo. sempre dritti, nel senso puntiamo sempre all'obiettivo di migliorarci sempre di più sul palcoscenico. Assolutamente. Questo l'hai imparato da loro tu? In che Sì, modo? nel senso che anche con altre band ovviamente, però diciamo che con i Train senti il peso di questa cosa ed è giusto che ci sia, anche perché non è solo c'è un contesto insomma molto particolare in cui devi suonare bene, devi dare il 100%. Magari non ogni volta il 100%, però devi impegnare. Sempre. No, sempre, nel senso che magari non ti riesce, non che non lo vuoi No, dare. chiaro, magari non ti certo, riesce. ci C'è il sono giorno che delle Vabbè, sei può più capitare stanco, che sei stanco sei perché stanco dal viaggio, reduce succedono dal tante viaggio. cose. Difficoltà tecniche, può succedere sempre di tutto su un palco. Però comunque per sali carità. concentrato e pensi a suonare, non pensi Esatto, ad altro. a quanta non- gente c'è, perché non è quello che fa la differenza teoricamente. Poi è normale, se ci sono 50.000 persone sali gasato come se fossi Valentino Rossi, se fossi Beh, impennate sul certo, traguardo. assolutamente. Per quello vi invito poi ad andare a controllare il sito internet, a dare un'occhiata perché è veramente molto bello e molto interessante. Qui continuano a scriverci. Ci scrive sempre Alex Franco, scrive Rutzman. Ma è un caso che il nome del tuo paese è Serraman. Comunque, appunto, poi chiudendo il discorso legato al live, appunto alla vostra presenza scenica, che è sempre molto importante. Sai, anche il fatto che voi due, tu e Buju, avete questa presenza così importante, cioè, diciamo che vi caratterizza. Questa cosa ce l'ha detta un po' di gente naturalmente, però penso che stare sul palco è come stare in teatro, cioè scusami, lì sei un attore, non che fingi di essere qualcos'altro, però devi farlo, cioè stai là e stai facendo qualcosa per altre persone, ok? Quindi come un attore devi essere convincente, devi essere sicuro di quello che stai facendo, ti deve piacere quello che stai facendo, perché altrimenti trapela, la gente se ne rende conto, e soprattutto tutto quello che fai deve essere plateale, qualsiasi movimento deve essere fatto
Vedi, plateale, mai parola fu usata, contestualizzata meglio. No, intendo dire che se non fai così su un palco fai così, Certo. perché c'hai Ok, certo. la distanza, la gente magari a 200 metri, gli ultimi che ti Così vedono, non lo vede. Così non lo vede. Certo. Quindi questo atteggiamento è un po' sborone, ma in realtà siamo dei pagliaccetti e noi ci divertiamo sul palco, ci divertiamo tantissimo. Perché appunto, anche tornando al discorso Senti, dell'intesa con la gente, ma cioè, appunto rispetto a questo, questa domanda mi piace, però dopo anni di palcoscenico, di live, sei in grado di prevedere una reazione del pubblico rispetto a un tuo modo di porti? Cioè sai che può capitare che fai così e il pubblico non risponde? sì, certo. certo. assolutamente, capita. Ok. Non siamo E gli quindi U2, fai così. non capita. O fai finta di salutare il tecnico. Grazie. No, però bisogna dirla questa È cosa. capitato, Voglio ogni tanto spezzare capita, io certo, voglio spezzare una non è lancia a che- favore loro comunque, perché cioè qualsiasi situazione ci sia, loro non sono mai da meno in generale, perché alla fine sono loro, diciamo che la band comunque è grande, però sai, chi sta dietro comunque non ha quella responsabilità. Diciamo che comunque sia, a prescindere da come rispondono, lo spettacolo rimane quello e si forza sempre a portarlo avanti, se cresce da 0 deve arrivare a 100 quando finisce. Sempre con interazione con la gente, sempre, Sempre, continua. a prescindere che rispondano o il no. più possibile, esatto. Forse è quello che non Cioè, non si è ancora... ancora questi ci chiamano, rispondiamo, alla fine rispondono perché non ce la fanno più. Senti, in conclusione poi, perché siamo già da quasi un'ora in diretta, però picchia. una cosa che ti chiedevo prima era che rapporto hai con la tua voce, nel senso che studio hai fatto per diciamo renderla, diciamo utilizzarla in questo modo? Riesci a essere graffiante? Cioè alla fine la gola arrossata mai? Oh Dio, sì. Sì? Ah, ok. Mm, Cioè per lavorare in questo modo? Fondamentalmente quando ho iniziato a cantare con la voce, cioè utilizzando la distorsione, la utilizzavo fin troppo. Che Nel tipo di senso esercizi che- si fanno per lavorare? Si fa distinto? Respirazione diaframmatica Ok. sicuramente, e sinceramente io non ti so dire fisicamente che Capito. impostazione c'è all'interno del mio corpo. Il discorso è che mi viene molto naturale. Ok. Quindi a lungo andare non sento più neanche lo sforzo, cioè, perché non è uno sforzo fondamentalmente. Solo che ora come ora sto rivalutando anche l'utilizzo della voce non distorta. Infatti in Home, ma soprattutto in questo nuovo disco che uscirà presto, ci sono delle parti proprio dove non c'è il distorto. Perché io avevo un rapporto abbastanza difficile col mio timbro di voce. Non avevo mai cantato prima di iniziare a cantare da solista, se non facendo i cori, voci falsetti, voci molto, molto leggere. Perché la mia voce, il mio timbro di voce mi sta un po' sulle palle. Cioè se io domani vado e risento, dopo vado e risento questo video, mi sta sulle balle. Davvero? La mia voce mi sta sulle balle. Quindi questa ricerca mi ha portato a, diciamo, a modificare in parte, perché poi chi mi conosce sa che è la mia voce, perché si sente che è la mia voce naturalmente. E mi viene molto naturale, mi viene molto easy, quindi ci va liscio. Poi, non so, magari cambierò genere prima o poi, allora non userò più la voce distorta. Non so. Al neomelodico passerai. Ma speriamo, fanno un sacco di soldi. Io ringrazio i Train to Roots per Noi ringraziamo l'occasione, te, figurati. nella figura di Michele Mulas, Roots Manai e Alessandro Sedda, Livan Beats H. Cucciolo. Avevo aggiunto anche E questa cosa rimarrà in internet per sempre. Sono venuti a trovarci, aspettate che ora possiamo metterlo un po', ecco qua, si vede meglio, perché se no, quando abbiamo fatto la scelta di regolare l'inquadratura, abbiamo pensato che in realtà poi sarebbe emersa la sua altezza eccessiva. Rispetto a noi abbiamo deciso di tenerlo un po' più Tagliarlo. basso. Abbiamo provato Quindi, a farlo sedere, ma qual è il non prossime date prima di salutarci? Prossime date, 27 a Serramanna. 27 siamo a Serramanna con il nostro fratellino Mad. Eccola qua. Quindi abbiamo 27 maggio Serramanna, 31 maggio Neviano, Milano Big Bang Festival, che è un bellissimo insieme a festival. DJ Graff, 2 giugno Torralba, Torralba, torniamo in Sardegna. 3 giugno ripartiamo verso Bergamo, no? Sì, sta tra Milano e provincia di Bergamo. Milano per un altro festival, poi torniamo in Sardegna e poi insomma continueremo ad aggiornare perché il tour sta crescendo. comunque seguite il profilo Seguiteci, come tanti fate. trentoroots.it, Facebook / Trentoroots, insomma YouTube, siamo nell'etere.
Grazie per essere stati con noi, grazie per aver partecipato a questa diretta. Grazie Alex mille. Franco scrive che a Neviano ci sarà. Grande Alex, grande. Grazie a tutti voi. Chiaramente non finisce qui, perché Sabrina Clemente scrive l'adoro. Ok, chi adori dei due? Cucciolo. No, adora Michele, assolutamente, adora Michele. Però Non si ammala. tornerete a presentare il disco, però torniamo a parlarne, ci facciamo Volentieri, anche qualche quando ascolto. Va quando bene? vuoi, quando sarà possibile sentire dopo il l'estate, disco, assolutamente alla sì, fine volentieri. dell'estate, magari quando uscirà Al 100%. potremo parlare e comunicare meglio rispetto a Faremo avere sentire più qualche informazioni, cosa, chiaro, ci facciamo certo, qualche certo. ascolto. Adriana Idoku scrive torna a Londra Miki. Siamo andati a suonare con Bujo a Londra a Lutanani, un locale storico di Brixton, è stata una figata. E lei è una ragazza sarda che è in Da compagnia di poco? tanti altri. Marzo mi pare, Sì, non mi ricordo. più o meno a Io marzo. non ho una memoria. Sì, la marzo. Aspetta, adesso stacco da un computer 3 giga di RAM e Sì, gliele sì, mettiamo. Quindi, grazie quindi ragazzi. Grazie mille a te. Ci vediamo presto. Va bene. Come si dice? In bocca al lupo per tutto. Viva Lunga il lupo. vita al lupo, Lunga certo. vita al lupo. Questo è bellissimo. Questa ci ha insegnato a Bujo. Davvero? Ciao Bujo, ma Ciao, potevi Simo. venire però. Sì, 29 marzo vi Non ci stava. aspettiamo. Dai. Ciao a tutti. Ciao Ciao ciao. ciao 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 ciao.